Scisma non scisma. Scisma non scisma. Il Corriere apre in questo momento con l'ultimo appello di Papa Leone ai lefebbriani: non ordinate i vescovi o sarà scisma, vi prego col cuore tornate indietro. Domani è prevista l'ordinazione di 4 vescovi da parte del movimento ultratradizionalista. Poi l'attentato dinamitardo contro Ranucci, 4 arresti, il comando ha agito su commissione. Dice Ranucci, il magistrato mi aveva promesso di prenderli. Ah beh, attentato a Monte Carlo, nel mirino la famiglia di Ermolaev, feriti l'oligarca ucraino, la moglie e il figlio. Alberto di Monaco, siamo sotto shock. E ancora, te ne ho già offerte 3. Pizzaiolo di Reggio Emilia ucciso a coltellate da un cliente che non voleva pagare. Catturato il killer. Queste le principali notizie estrapolate dal sito del Corriere. Il buongiorno rinnovato da parte di Sammy Varin. Potere al popolo, seconda parte della nostra controinformazione. Tra pochissimo con un pezzo estivissimo di un gruppo che si fa chiamare Linea 43. Di loro si sa pochissimo, li avremo in diretta tra poco, sono curioso. Balla Bella si intitola questo pezzo, tostissimo, e ricorda un po' un vecchio 45 giri. Chi se lo ricorda di Gian Gilberto Monti? Ma non se lo ricorda nessuno di sicuro. Oggi dovrebbe venirci a trovare Indira Costa, signori, modella, organizzatrice di eventi, attivista di origine venezuelana, ci verrà a parlare del suo Venezuela, ma non soltanto. Subito, come di consueto, una finestra sul Parlamento. Ci colleghiamo con Tilde Minasi. Qui Parlamento. Prego, senatrice Minasi, adesso è il suo turno. Grazie Presidente, colleghi, Ministro e Sottosegretario. Quello che discutiamo oggi è certamente una delle questioni più sentite dai cittadini e più importanti dal punto di vista economico e sociale, appunto quella del lavoro e delle retribuzioni. Una questione che purtroppo viene sempre sventolata dalla sinistra come bandieruola buona per tutte le stagioni, per tentare di acquisire consenso con frasi e proposte ad effetto, ma totalmente vuote, prive di fondamento e perfino di realizzabilità. Per anni il dibattito pubblico si è concentrato quasi esclusivamente sul tema del salario minimo legale, usando appunto accichi alternati all'avversario come strumento di mera propaganda, come se esistesse una soluzione semplice, una soluzione uguale per i settori produttivi, salvo poi. Prego, senatrice. Per la quale all'articolo 36 prevede che ogni lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro svolto e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Quindi si tratta di una differenza sostanziale, perché il salario giusto non si riduce a una cifra fissa stabilita per legge e valida indistintamente per tutti, ma tiene conto della complessità del sistema produttivo italiano, delle professionalità, delle competenze, delle diverse realtà economiche e valorizza il ruolo importantissimo della contrattazione collettiva, che rappresenta da sempre uno dei pilastri del nostro modello di relazioni industriali. E il decreto afferma infatti un principio molto chiaro: il salario giusto viene determinato attraverso i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative. Quindi una scelta direi semplice, ma che consente soprattutto di contrastare il fenomeno dei cosiddetti contratti pirata, che troppo spesso hanno contribuito a comprimere salari e tutele. Viene inoltre introdotto il riferimento al trattamento economico complessivo, TEC, che considera appunto non soltanto la paga base, ma l'insieme delle componenti economiche e normative previste dalla contrattazione. Quindi si tratta di un provvedimento e di un approccio che valorizza il lavoro nella sua interezza e riconosce il ruolo delle parti sociali nella determinazione delle condizioni retributive. Inoltre, questo provvedimento arriva in un momento particolare per il mercato del lavoro italiano,
Da un lato, infatti, registriamo dati estremamente positivi. Infatti l'Italia ha raggiunto in questi anni livelli occupazionali record, con oltre 24 milioni di occupati e un tasso di occupazione ai massimi storici. Sono risultati quindi che testimoniano l'efficacia delle politiche di sostegno al lavoro, alla crescita e alle imprese messe in campo dal ministro Calderoli, che voglio ringraziare, e che sta riuscendo a incidere sull'occupazione come mai erano riusciti i governi precedenti, nonostante tanti anni di amministrazione dello Stato. D'altro lato, però, non possiamo ovviamente ignorare le criticità che ancora esistono. Persistono fenomeni di lavoro povero, lavoro irregolare, sfruttamento, che colpiscono migliaia di persone e rischiano di minare quella che è la dignità stessa del lavoro. Per questo il concetto di salario giusto assume un valore ancora maggiore, che va ben oltre la semplice dimensione economica. Significa garantire che il lavoro sia non soltanto disponibile, ma anche dignitoso, regolare e adeguatamente retribuito. Purtroppo esistono ancora situazioni in cui lavoratori italiani e stranieri vengono impiegati con compensi inadeguati, senza tutele, spesso in condizioni di forte vulnerabilità. Ne abbiamo avuto purtroppo drammatici esempi anche di recente, per esempio con riferimento al fenomeno del caporalato, che non riguarda più soltanto alcuni comparti agricoli tradizionali, ma che oggi assume forme nuove e sempre più sofisticate. E le attività ispettive infatti continuano a evidenziare situazioni preoccupanti, con migliaia di lavoratori irregolari individuati ogni anno e numerosi casi di sfruttamento lavorativo che appunto offendono la dignità della persona e alterano anche quella che dovrebbe essere la concorrenza tra imprese. È proprio per contrastare queste forme di sfruttamento che questo decreto appunto affianca al principio del salario giusto misure specifiche contro il cosiddetto caporalato digitale, una nuova frontiera dell'intermediazione illecita della manodopera che sfrutta appunto le piattaforme tecnologiche per aggirare regole e tutele. La risposta però non può essere ideologica, ecco perché non basta fissare una soglia numerica che vada bene per tutti i settori produttivi, ma occorre costruire un sistema che premi il lavoro regolare, valorizzi la contrattazione collettiva e sostenga le imprese corrette e invece colpisca chi costruisce i propri profitti sullo sfruttamento delle persone. È questa quindi la filosofia del provvedimento, una filosofia che punta contemporaneamente a creare occupazione, migliorare la qualità del lavoro e contrastare ogni forma di dumping salariale e contrattuale, perché il lavoro non è soltanto un costo o una voce di bilancio, ma è il principale strumento di emancipazione sociale, di crescita personale e di partecipazione alla vita economica del Paese. Il decreto inoltre non fissa solo e definisce principi, ma introduce anche strumenti concreti. Penso alla previsione che collega l'accesso agli incentivi pubblici per l'occupazione al rispetto del salario giusto, cioè chi beneficia delle agevolazioni dello Stato deve garantire ai propri lavoratori condizioni retributive adeguate e conformi alla contrattazione collettiva. Questa credo che sia una scelta di responsabilità, perché le risorse pubbliche devono sostenere chi crea occupazione di qualità e non chi costruisce la propria competitività comprimendo salari e diritti. Penso poi alle misure che incentivano l'assunzione di giovani e delle donne, favorendo l'ingresso e la permanenza del lavoro nel mercato del lavoro di categorie che ancora oggi soffrono difficoltà occupazionali, ma anche una cosa importantissima, le misure di conciliazione vita-lavoro per le donne che invece già lavorano, o alle norme che favoriscono il rinnovo dei contratti collettivi all'obiettivo di evitare che i lavoratori restino troppo a lungo privi di adeguamenti salariali in presenza di fenomeni inflattivi che riducono il potere di acquisto delle famiglie. Quindi sono interventi che dimostrano una visione d'insieme da parte di chi li ha pensati, perché il problema dell'Italia non è solo quanto si guadagna, ma è anche la qualità dell'occupazione, la produttività del sistema economico, la capacità delle imprese di innovare e creare lavoro stabile e soprattutto la possibilità per i giovani di costruire un futuro e di guardare con fiducia al domani e quindi evitare l'emigrazione altrove.
Come Lega abbiamo sempre sostenuto che la crescita dei salari non possa essere imposta per decreto, ignorando quella che è la realtà economica. I salari crescono in modo duraturo quando cresce la produttività, quando aumentano gli investimenti, quando si riduce il costo del lavoro, quando si sostiene la competitività delle imprese e si favoriscono innovazione, formazione e sviluppo. Per questo il tema salariale deve essere affrontato insieme a quello della crescita economica, delle infrastrutture, della formazione e della competitività del nostro sistema produttivo. E questo decreto va in questa direzione, non propone soluzioni semplicistiche, non offre scorciatoie, ma costruisce un equilibrio tra tutela del lavoro, valorizzazione della contrattazione collettiva, sostegno all'occupazione e sviluppo delle imprese. E proprio questo equilibrio ne rappresenta il principale punto di forza. Quindi nel ringraziare ancora il Ministro Calderoli per il suo impegno, come Lega siamo convintamente a sostegno di questo provvedimento. Prego, senatrice Minasi, adesso è il suo turno. Qui Parlamento. Dai, mettiti gli occhiali, scappiamo via insieme. Voglio il solito casino, metti in borsa le creme. C'è una canzone nuova che fa per noi, scivola piano. Sulla pelle che ritmo, sopra un aeroplano. Ho l'infradito in mano e la testa leggera. Non mi basta un giorno, voglio tutta la sera. E il cellulare in modalità non disturbare. Solo io e te e il riflesso del mare. Sale, 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 è l'amore che sale. Un mojito al lime, un bacio sotto il sole. Non chiedermi dove, non chiedermi quando. L'estate è un ballo e noi stiamo ballando. Balla, bella sotto il sole d'estate, stiamo alzando il volume. È un beat bestiale con le mani al cielo. Non fermarti più, questa notte siamo solo io e te. Balla, bella fino all'alba che ci scalda. Questa storia che sapore ha di tequila e samba. Tutto il mondo gira, tutto il mondo sei tu. Solo io e te, solo io e te. Nudi sulla spiaggia, il sole sulla sabbia, un bacio dopo l'altro, anche sotto la pioggia. Voglio impazzire, saltare più in alto, fino al sole, far l'amore, tutta la notte, fino a non dormire. Sale, 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 è l'amore che sale. Un mojito al lime, un bacio sotto il sole. Non chiedermi dove, non chiedermi quando. L'estate è un ballo e noi stiamo ballando. Balla, bella sotto il sole d'estate, stiamo alzando il volume. È un beat bestiale con le mani al cielo. Non fermarti più, questa notte siamo solo io e te. Balla, bella fino all'alba che ci scalda. Questa storia che sapore ha di tequila e samba. Tutto il mondo gira, tutto il mondo sei tu. Solo io e te, solo io e te. Sale, sale, sale. Sale, sale, sale. E non pensate che la mia sia una trasmissione così seria, sempre a parlare di brutte notizie in rassegna stampa. Che palle! No! Anche un po' di leggerezza, vi prego. E signori, oggi la leggerezza ce l'hanno portata gli amici di Linea 43, signori. Non so, uno dice, pensa subito a un vestito, a una gonna. Ma cosa state pensando? Questa è musica! Musica per l'estate, per ballare, per
per sognare, per essere un po' allegri, per menare via le brutte notizie. Cavolo, siamo stracolmi, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Si chiama Balla Bella, la nuova canzone di un nuovo progetto di Linea 43, e abbiamo già con noi uno dei due artefici. Chi è? Alessandro? Alessandro, sì! Ciao Alessandro! Ciao a tutti, buongiorno a tutti. Piacere di trovarti. Adesso stiamo recuperando anche il tuo collega Tommy, però intanto, signori, io voglio elogiare, un elogio alla leggerezza, un progetto che Bravo. ci voleva. Allora, ti dico, la prima cosa che ho pensato quando ho letto il titolo Balla Bella, essendo non proprio giovanissimo, avendo fatto il programmatore, lo speaker, il DJ per tanti anni, mi è venuto in mente un 45 giri del 1981 di Gian Gilberto Monti. Cioè, capisci come sono malato? Questa è malattia professionale, signore. Io faccio l'appello, figlio d'Apollo, ai nostri ascoltatori, ma anche a voi, se vi ricordate Gian Gilberto Monti, Alessandro? Sì, diciamo che anche noi non siamo più, come si dice a Firenze, di primo pelo, nel senso che ovviamente abbiamo, diciamo, un'expertise abbastanza, diciamo, più che decennale, quasi ventennale nel mondo, però diciamo, sto della poverino, musica. sto povero Gian Gilberto Monti non se lo ricorda ne più nessuno, ma è così, diciamocelo. Che cavolo! Cioè, noi lo amiamo perché era un 45 giri, non so neanche se è arrivato al 33 giri, però ragazzi, a questo punto Balla Bella di Linea 43 possiamo decretarla ufficialmente la canzone unica che ha questo titolo, Balla Bella, signor. E neanche quella di Umberto Balsamo arrivava a tanto, perché diceva soltanto balla. Che cavolo. Senti un po', aspetta che intanto è arrivato anche Tommy. Ciao Tommy! Ciao, buongiorno a tutti. Piacerissimo. Ciao, buongiorno, piacere mio. Allora. Grandi, grazie, e un saluto al mio Alessandro. Allora. Ciao. Ci dovete parlare di questo progetto un po' pazzo che però, ti ripeto, nella sfiga che stiamo vivendo, delle notizie più terribili ogni giorno, e di Vannacci che dove va di qua, va di là, dove mettiamo Vannacci, da qualunque parte io vedo Vannacci, per fortuna c'è il progetto Linea 43, che lo ricordiamo, mi stanno scrivendo anche io, compro che fatemi vedere i pantaloni, gonna. Ragazzi, non è una roba da indossare, questa è una canzone di un progetto che si chiama Linea 43. Alessandro, Tommy richiamano la spensieratezza, l'energia dell'italo disco anni 80, ragazzi miei. Questa è roba buona da ballare, da sorseggiare, ma soprattutto, lo diciamo sempre ritornando alla mania di radio, leggiamo che c'è la produzione di un certo Stefano De Donato, fondatore di Rotta su Cuba, quelli ve li ricordate, cari ascoltatori, assolutamente. Diciamo che è un pezzo da inserire nella playlist estiva, da portarvi al mare, in montagna, da ascoltare insieme ad altre canzoni che faranno la colonna sonora di quest'estate. Un esperimento culturale, e qui mi zittisco e decidete voi come raccontare, Alessandro, Tommy, questo esperimento culturale che mette la musica in primo piano. In effetti io sono andato in giro a cercare delle vostre foto e non ce n'è neanche una. Allora, o siete particolarmente brutti oppure avete deciso di non mostrarvi. E vi chiedo perché. Chi vuole rispondere? Vai Ale. Allora, in realtà siamo particolarmente belli, allora l'abbiamo fatto proprio per non destare problemi, no? No, in realtà è proprio,
Linea 43 nasce proprio come progetto Ghost, no? Un po' come ti ricordi quando uscirono gli Audio 2 e tutti pensavano fosse uscito il singolo nuovo di Battisti, si parla degli fine anni 90, no? Ora noi per carità non vogliamo essere abbinati a un, diciamo, a un calibro del genere, però il concetto fondamentale è che Linea 43 è un contenitore che abbiamo deciso di creare io e Tommy che, come ti dicevo prima, abbiamo dai 20-25 anni di esperienza nel settore musicale, che ha fatto a volte meglio, a volte peggio e quant'altro. Quando Tommaso mi ha presentato questo pezzo, che è stato scritto da Tommy, io ho detto, mannaggia, come dici bene te in radio, in questo momento nel quale ci si alza la mattina e da che fa caldo e le tasse e la politica e di qua e di là, è bellissimo perché questo è un pezzo che non deve parlare di niente di specifico, il testo non c'entra nulla, ascoltiamo la musica che è stata messa in mano sicuramente a chi del funky ne ha fatto ragion veduta, e abbiamo cercato di dire ok, il contenitore Linea 43, i prossimi singoli vediamo cosa saranno, per il momento godiamoci questo pezzo leggerissimo che deve portare le persone a dire guarda, ho 2 minuti e 58 di leggerezza, mi voglio ascoltare Balla Bella. Poi noi abbiamo tante cose nel cassetto, perché comunque insieme a Stefano De Donato diciamo collabora con noi anche Marco Ciappelli, che come autore a volte diciamo rimane un pochino nell'anonimato, ma questo ha scritto per Nina, per Noemi, per l'Amoruso. Quindi diciamo che il progetti discografici ce ne sono. E adesso dico soltanto godiamoci veramente questo momento di leggerezza e vediamo un attimino come va, dopodiché ci sarà tutto il percorso da fare successivo a Balla Bella. Mi piace questa cosa. Allora, già ci stanno scrivendo WhatsApp al 340 6709 659, siccome ho tirato in ballo chiaramente i radiofonici, i colleghi di radio, eccetera. Già qualcuno mi chiede un remix o una extended version, perché la parte musicale, scrive Marco, è veramente tosta, gli arrangiamenti, e quindi sì, in effetti ce lo vedo anche in spiaggia, una versione un po' più lunga, un po' più rimaneggiata, che dia più spazio e più tempo anche per essere ballata, per essere ascoltata, quindi già vi stiamo dando delle ulteriori idee, ma certamente Tommy, il pezzo ha un suo fascino, che è proprio il fascino della leggerezza. È così difficile fare una canzone leggera che entri in testa, perché torniamo sempre sul fatto che tormentoni ormai è quasi impossibile trovarne, è difficile o non si vuole inventare più nulla, o siamo diventati schiavi di questa intelligenza artificiale e quindi ci affidiamo un po' troppo a questa, che alla fine ci dà sempre ragione, siamo belli, siamo bravi, siamo intelligentissimi secondo l'intelligenza artificiale, però c'è fantasia zero veramente. Tommy, che sta succedendo? Quanto è difficile fare un pezzo che veramente possa rimanere? Ma non è semplice. Questo pezzo nasce un po' da quelli che sono un po' i nostri retaggi musicali, quindi dalle influenze di Raf, dalle influenze degli anni *80, nomino gli UM con Club Tropicana, ovviamente mi inchino a George Michael e Andrew Ridgey, che negli anni '80 fecero questo pezzo estivo che ha riscontrato un grandissimo successo di fama mondiale. Noi abbiamo voluto scrivere un pezzo in un momento dove tutti parlano di cose un po' più profonde, un pochino più dentro a certi sistemi, e abbiamo cercato di creare questo pezzo un po' più leggero, che potesse dare la possibilità a tutti di ballarlo e, come diceva Alessandro, trovare quei quasi 3 minuti di gioia e leggerezza associata all'estate, al sole, una coppia che va in vacanza e non pensa al lavoro e non pensa alla vita di tutti i giorni. Si può fare nel momento in cui uno vuole vivere un momento di stacco, ecco.
in questo momento dove ci sono, come hai detto tu, anche notizie tutti i giorni drammatiche, bisogna allontanarci ogni tanto e prenderci il giusto spazio per noi, per godere un po' della vita in maniera proprio leggera. Noi vi amiamo per questo, perché ci avete dato una nota positiva in questa valle di lacrime, anche se non sappiamo come siete fatti, perché resterete dei fantasmi, non vi mostrate in fotografia e immagino non c'è neanche un video di questa canzone, o state pensando di farlo? Stiamo pensando di farlo, o meglio, dai, è in programma. Come peraltro, guarda, stamattina mi ha chiamato Stefano per dirmi che lunedì è pronto il remix. Remix. Ecco. Quindi, ma anche lì sarà una sorpresa, perché non sarà il solito zunk. E quindi anche lì Stefano ha messo la sua mano e devo dire che ha fatto un qualche cosa di diverso rispetto al momento che stiamo passando. Ma sai, ripeto, non essendo nessuno di noi è ragazzino, noi andiamo a recuperare quello che per noi è stata la musica dei nostri anni, che è tanto che non si sente e che è giusto, e che siccome è molto bella. Poi sai, io ho un figlio di 18 anni e quando ha sentito il remix ha detto vabbè, ma questa è una bomba. Ma è una bomba perché è diverso rispetto magari ai remix che solitamente i ragazzi di quell'età stanno ascoltando. E ti dico di più, guardando, la cosa che mi ha fatto veramente enorme piacere è vedere che dalla sezione analitica di Spotify è stato scaricato quasi all'80% in fascia d'età 18-25, e io e Tommy non pensavamo una cosa del genere, perché va bene, magari un pochino i bollitoni, no? Che vogliano riscontrare queste sonorità, e invece l'80% 18-25 è tanta roba. Vuol dire che evidentemente anche i ragazzi, quindi le giovani generazioni, hanno voglia anche di sentire dei gruppi diversi, tutto sommato. Slurp, avete sentito, ragazzi? Allora io prima di tutto mi prenoto anche per il remix, appena lo avete inviatelo a Sammy Varina, a Radio Libertà, che lo trasmettiamo immediatamente, anche perché sinceramente i di Rotta su Cuba ci mancano, il suono dei di Rotta su Cuba manca tantissimo, e quindi se poi si sfiorano quelle emozioni meglio ancora. Però ragazzi miei ascoltatori, state per partire per le vacanze, si usa tanto la playlist. Un tempo ci facevamo la compilation, la cassetta con le canzoni dell'estate, e adesso vi fate la playlist e non rompete le scatole. Balla bella, linea 43, la trovate su tutti gli store digitali, in futuro anche il video, e vedremo se si mostrano Alessandro e Tommy oppure no. Per il momento ragazzi, grazie per queste belle emozioni. Grazie a te, grazie a voi. Buona musica. Voi, una buona estate a tutti, una buona estate a tutti, all'insegna di Balla Bella, ovviamente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche e cari amici di Radio Libertà, questo è il momento di prenotare l'olio extravergine di oliva Acerbis. Adesso l'olio il principe indiscusso della tavola. Stanno arrivando da ogni dove sulle sponde del lago di Garda per prenotare, per portarsi a casa, per assaporare il nostro olio Acerbis. E voi potete farlo, chi è cliente sa benissimo di cosa stiamo parlando. Con 84 euro ricevere, prenotando l'imbottigliamento, perché noi facciamo solo prodotto fresco, o per maggio o per giugno, per fine giugno, 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro. 84 euro. Il trasporto non lo pagate, ma dovete prenotarlo perché facciamo un prodotto freschissimo. Chiamate 030 68 44 08, oppure potete ordinare tramite il sito olioacerbis.com. E già che siete lì sul sito, buttate un occhio
alla linea cosmetica, dove trovate che d'estate in primavera la crema alla bava di lumache o dermiche biologica Rimas in soluzione all'80%. Andate a vedere una crema Rimas biologica, scottature, psorisi, dermatiti, cuperose, 35 euro. 3 creme, 79 euro, trasporto gratuito. Fate voi, visitate olioacerbis.com oppure 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Profondo, un cuore stanco, un po' vagabondo. Cerco un senso, il respiro lento in questo spazio infinito e spento. Sei la lettera che non mando, la parola che mi manca, la fotografia che stringo finché il colore non si stanca. Se non nome che non pronuncio, ma mi cade dalla bocca. Sapessi com'è strano essere innamorati a Milano, con le mani sempre vuote, ma il cuore pieno di rumore. A Milano che non dorme, ci perdiamo tra le ombre. Sapessi com'è strano amarsi a Milano, con le mani sempre vuote, ma il cuore pieno di rumore. A Milano sotto pelle ci troviamo anche se piove e sono male e fede. Se domani non saprò dove finisce questa corsa, terrò stretta questa notte, sorrido piano senza credere, ma si fa per abitudine. Dipingerò un cuore stanco che solitudine non avrà, tristezza, portalo via. Sapessi com'è strano essere innamorati a Milano, con le mani sempre vuote, ma il cuore pieno di rumore. A Milano che non dorme, ci perdiamo tra le ombre. Sapessi com'è strano amarsi a Milano, con le mani sempre vuote, ma il cuore pieno di rumore. A Milano sotto pelle ci troviamo anche se piove e sono male e fede. Lo regaliamo il ritmo estivo, poi decidete voi, perché ci sono quelli che si muovono un attimino al ballo dell'orso, eccetera. Ci sono quelli che non si muovono proprio, dicono no, non c'ho mica voglia, fa caldo. Allora, questa era Joel Luego, con un pezzo, vi è richiamato qualcosa in memoria? Ricordate? Innamorarsi a Milano che fa da sfondo a emozioni profonde, un atto di resistenza nella frenesia della città. Davvero c'è gente che si innamora a Milano, non ci credete? Poi chiaro, ti innamori, poi ti picchiano, ti derubano, ti violentano, ti passa subito il romanticismo. Buongiorno da Sammy Varin, 11:37, Radio Libertà, signori, la libertà di dire cose, la libertà di pensare, la libertà anche di raccontare, la libertà di andarci giù pesante quando c'è qualche cosa che non funziona. E quante volte, signori, lo abbiamo fatto e lo facciamo quasi ogni giorno, anche tramite i vostri WhatsApp al 340 6709 659. Come annunciato, ci è ritornata a salutare Indira Acosta. Ciao Sammy, grazie di averci ricevuto oggi. Ma che Indira, oggi vieni anche in una veste diversa. Indira Acosta, la ricorderete, modella, organizzatrice di eventi, ma anche attivista di origine venezuelana, ma ormai piemontese da oltre 10 anni. Ha fondato un progetto sociale femminile, Donne per le Donne,
premiata da Regione Lombardia come ambassador dell'integrazione culturale. A questo proposito con noi c'è anche Benedetta, poi ve la presento. Però quest'oggi Indira voleva proprio essere qua per parlare del Venezuela, perché questo terremoto pazzesco. Facciamo vedere, Francesco, se riesci, le pagine, le poche pagine che oggi abbiamo sui giornaloni cosiddetti, 2 pagine, non di più, già finito. Venezuela, oltre 1700 morti, paura per nuove scosse, scrive il Corriere, e parlando anche dell'azione dei pompieri italiani che raccontano di palazzi ridotti in briciole, dei giocattoli ritrovati tra le macerie, ma soprattutto di quella cosiddetta finestra d'oro, quelle ore, quei giorni che passano e sono quelli in cui ancora si può trovare qualcuno in vita sotto le macerie, ma poi è quasi impossibile. Indira, quali sono i tuoi pensieri, le tue emozioni? Molte volte abbiamo parlato di Venezuela parlando di politica, di brutta politica e di buona politica. Qui c'è qualcosa in più, in questo caso c'è un sentimento pazzesco che noi italiani forse abbiamo provato qualche volta, perché i terremoti ne sono accaduti anche qua, ma forse mai così gravi. Indira. Guarda Sammy, non possiamo fermarci al fatto che sono state 2 scosse fortissime, di 9.1, 9.5 a momenti, ma ci sono altri fattori. In primis ci voleva tutto tranne che questo, perché siamo un paese che non contiamo con nessuna risorsa, perché lo hanno saccheggiato. Il governo stesso lo ha rubato, non abbiamo niente. Secondo, guardate, stiamo in un regime che purtroppo è sanguinario. Io non lo so, non mi spiego qual è il motivo del loro atteggiamento, perché in primis stanno bloccando gli aiuti internazionali. Ci sono squadre spagnole e austriache in Bogotà ferme perché non hanno il permesso per entrare. Si sono creati un sistema per rallentare l'arrivo degli aiuti, ok? Praticamente se tu vuoi essere volontario devi iscriverti, compilare un formato, un format elettronico, però tante volte dicono non c'è un sistema, è caduto il sistema, è crollato il sistema, quindi non si può. Ok? Dentro la Guaira stanno bloccando con pezzi di concreto, di cemento giganti, per evitare il passo dei volontari, perché alla fine non c'è uno Stato, non c'è nessuno, siamo da soli a cercare i nostri propri cari a mani nude. E non solo quello, purtroppo abbiamo anche l'esercito, i poliziotti che sono praticamente contro il popolo, che o bloccano le strade oppure stanno anche saccheggiando le case distrutte. C'è anche, sì, perché ci sono tra l'altro rimasti orfani 300 bambini, sono create delle bande per rubare e vendere i bambini. Terribile. Quindi non è che ci fermiamo al fatto delle scosse fortissime che hanno distrutto quartieri interi, se no che abbiamo un regime che ci sta remando anche contro, e questo non lo sta dicendo nessuno, ok? È il popolo che si sta confrontandosi con, in questo caso, in questo video, hanno costretto i militari a strappare i dollari che avevano trovato dentro una casa. È il popolo stesso che sta costringendo i militari a strappare i dollari. Quindi, stiamo trasmettendo questi video in radiovisione a chi ci guarda sui social o sul sito di Radio Libertà. Quindi Indira, una situazione terribile che si va a sommare a quella già di una vita quotidiana terribile, e dovuta a una politica sbagliata che non si riesce a cambiare. E anche qui nella nostra ignoranza ci chiediamo, ma questo terremoto, questa cosa gravissima che è avvenuta in Venezuela, potrebbe contribuire a cambiare anche l'assetto politico in meglio? io penso a un certo punto,
penso che succederà qualcosa, perché anche ci sono le squadre di rescatisti degli Stati Uniti che sono stati bloccati da un personaggio importante da questo regime e già stanno minacciando, dicono aprite se volete ancora che rimaniamo in pace, se no vediamo. Perché è gravissimo, ci sono ancora le persone sotto le macerie che si sentono le urla, si sentono le grida, mentre i parenti sono fuori a chiedere che venga qualcuno, perché siamo rimasti abbandonati. E poi rubano anche le donazioni, Semi. Ecco, anche quello è venuto l'appello, fare attenzione, evitare di fare donazioni, che sembra un controsenso, però dicono così perché i soldi non arrivano dove dovrebbero arrivare. Addirittura stanno consigliando che per le donazioni cancellare il codice a barre, perché così poi le persone che ricevono non possono poi vendere questi prodotti. Capito? Cancellare il codice a barre, anche questo è importante. Una situazione che non si poteva prevedere proprio, cioè quelle non robe. Si poteva prevedere proprio, e veramente ci ha trovato, cioè ci è capitato in un momento storico in cui non abbiamo nessuna risorsa, cioè per me davvero, che già sono anni che sono qui in Italia, vedere queste immagini dei parenti stessi a mani nude a cercare i parenti, mentre i militari li vedi lì tranquillamente in piedi a guardare il telefono, ti fa capire che c'è il prodotto di un sistema, 27 anni di corruzione, di abbandono totale. Di abbandono totale. Allora, capite anche lì, quindi un abbandono totale in certe zone del mondo, di cui anche noi troppo spesso ci dimentichiamo, non noi di Radio Libertà, perché abbiamo sempre seguito le vicende del Venezuela proprio grazie alla presenza di Indira Costa nei nostri studi, però molta stampa ha evitato, certo, alcune zone del mondo, e tu che hai ancora collegamenti quindi importanti con il Venezuela, che cosa dice la gente? Cosa dicono i cittadini venezuelani anche su questo fronte delle case cadute, quasi fossero fatte di cartone? È possibile quindi che ci sia stato anche un menefreghismo nelle costruzioni in questi decenni, utilizzando dei materiali certo, che non gliene fregava niente a nessuno che restasse su quella casa, insomma? Certo, ma è un paese che sono quasi 30 anni che è un paese che è stato lasciato all'abbandono, con tantissime risorse, con tantissimi soldi, perché siamo pieni di petrolio, questo già lo sappiamo, ok? Che tanti italiani si sono preoccupati per questo petrolio, era il tema boom, il petrolio del Venezuela, però in realtà questa è la nostra realtà. Capite, ragazzi? Cioè Venezuela uguale petrolio, però petrolio per chi? Punto di domanda, non certo per gli abitanti del Venezuela. Sicuramente no. E niente, veramente anche senza voglia, perché con questa situazione non c'è voglia di fare niente. Ti capisco. Sono venuta perché anche come un dovere, come cittadina, perché non è giusto che tante cose non si dicono, tante cose devono essere anche, devono venire fuori. Perché è vero, sì, abbiamo un terremoto, è vero, è successo questa catastrofe, però la stiamo vivendo peggio di un paese normale. Perché in un paese normale non devi avere paura dei militari, non devi avere paura delle autorità. Di solito il governo, anche se è corrotto, è un po' viziato, guarda qui si stanno portando via le TV, certo, i militari. Quindi, e che succede? Cioè, come fai ad affrontare un popolo disarmato contro dei militari che sono dei delinquenti, con un sistema che veramente vuole proprio sterminarci, è questo che sembra. Allora, mi stanno scrivendo anche ascoltatori quando sarà in grado di darci anche un canale per inviare aiuti, un canale tra virgolette sicuro, perché immagino appunto la difficoltà di farci sapere, chiaramente, se avrai delle coordinate, se avrai. Poi Indira Costa è una blogger anche molto conosciuta su Instagram, quindi basta digitare Indira Acosta, salti fuori
e mi raccomando, immagino quando avrai canali certi per aiutare la popolazione del Venezuela, scrivilo perché la Ma gente ti dico la vuole. verità, Sammy, non neanche quello può essere una garanzia, perché magari troviamo le persone giuste, però chi ti può garantire che una volta che questa persona ha le risorse, ha i prodotti, ha quello che è necessario, mentre lo porta nel posto, lo bloccano. Certo, Hanno certo. bloccato 7 camion pieni di risorse degli Stati Uniti e li hanno portato in un posto del governo. Capite. Quindi non c'è nessuna garanzia. E stiamo mostrando anche l'articolo del Corriere e l'elogio per i pompieri italiani. Sono partiti alcuni aerei portando aiuti, ma portando anche personale, però ci dicevi, Indira, anche la difficoltà di questo personale a lavorare, primo perché appunto manca tutto quanto, secondo perché ostacolati dallo stesso esercito. Quindi veramente un plauso a chi sceglie di prendere l'aereo e di andare ad aiutare. Forse è la soluzione migliore rispetto all'invio di aiuti e di soldi che effettivamente non si sa, non si ha la certezza che possano arrivare. Indira Costa, io vorrei dire anche 2 cose su quello che è la tua attività importante qua in Italia, perché tu stai portando avanti un progetto sociale bello, positivo, che si sta anche ampliando, si sta allargando. Con noi c'è anche Benedetta. Benedetta, vuoi entrare in studio e parlarcene tu? Dai, vieni qua un attimo. È importante, secondo me, ricordare queste ragazze che sfidano caldo, freddo, permessi del comune, roba eccetera, per attirare l'attenzione su che cosa? Guarda che prestagli il telefonino a Indira che così ti riprende mentre ci racconti. Prima di tutto, ciao Benedetta. Ciao a tutti, grazie dell'invito innanzitutto. Ma che, grazie a voi perché siete attiviste importanti, attirando l'attenzione, partendo da una cosa che sicuramente attira l'attenzione, la bellezza femminile, e su questo ancora non ci piove per fortuna, un progetto sociale che si chiama Donne per le Donne, il premio di Regione Lombardia recente, ma soprattutto un progetto che sta diventando sempre più sociale e che si sta allargando anche a determinate patologie, malattie non ufficialmente riconosciute magari dallo Stato italiano, difficili da curare, difficili da sopportare per chi le ha. Benedetta, di cosa si tratta? Come vi state allargando, partendo da un'integrazione culturale importantissima per chi arriva da altre zone del mondo e vive nel nostro paese, e qui naturalmente l'applauso ai tantissimi di voi che ci state ascoltando e che vivete nel nostro paese, ma che siete originari di un altro paese, ma che avete rispetto per la nostra cultura, senza dimenticare la vostra cultura. Partendo da questo, Benedetta, dove volete arrivare? Dove state portando l'attenzione di chi vi segue, e sono tantissimi? Sicuramente Indira sta facendo un lavoro eccezionale su questo, ha iniziato anni fa, e con l'inclusione tutte le donne di tutte le sfaccettature, e io e Indira ci siamo conosciute ad una manifestazione in cui ero convinta che lei condividesse anche la mia stessa patologia, proprio per l'energia, la forza e l'empatia che ci mette nel rapportarsi con gli altri e proprio nell'abbracciare cause che non sono nemmeno sue. Di cosa si tratta? Qual è la tua patologia? La manifestazione si chiamava Torino in giallo, e la patologia in questione è l'endometriosi, una patologia di cui adesso sono affette tantissime donne. Si stimano delle cifre molto alte. Anni fa eravamo 1 su 10, adesso siamo all'incirca 1 su 6. Quindi è una malattia che non è che si sta evolvendo, ma semplicemente finalmente ci sono più diagnosi, perché inizia ad essere riconosciuta. È una malattia cosiddetta invisibile,
quindi una malattia di cui la maggior parte dei ginecologi non ne conoscono nemmeno l'esistenza, o comunque ne conoscono l'esistenza ma non l'hanno studiata, non la sanno riconoscere. E questa è una cosa importantissima e fondamentale da specificare, perché ad oggi ci sono tantissime donne non diagnosticate, tantissime ragazzine non diagnosticate, semplicemente perché hanno incontrato il dottore sbagliato, o perché comunque la maggior parte dei dottori nel sistema sanitario nazionale non sa diagnosticarla, non sa nemmeno vederla. Quindi tante finiscono in pronto soccorso e si ritrovano un medico che non sia esperto in questa patologia, o per tanti anni si affidano a ginecologi che comunque non hanno idea di come si manifesti la malattia, finché arriva ad un certo punto ad avere una gravità tale per la quale poi la malattia si vede, ma si arriva a dei livelli in cui gli stati sono davvero altissimi, e si arriva a quella che adesso, sai, l'endometriosi viene chiamata il cancro bianco, proprio perché Cavolo. si manifesta proprio come il cancro. Diventa da una cosa invisibile qual è, diventa poi una cosa molto molto estesa, e gli organi rischiano il danno proprio a causa di queste aderenze e dell'infiammazione costante che porta alla malattia. Quindi capite signori come facendo presenza, e voi siete campionesse di presenza nelle piazze. Ecco, chiedo a Francesco se possiamo anche mostrare quello che è il simbolo di Donne per le Donne, facendo presenza nelle piazze con il vostro fascino, la vostra bellezza, si possa avvicinare la gente a problematiche altrimenti veramente invisibili, perché mi dicevi tu, poi gli stessi medici molto spesso fanno fatica a diagnosticare queste cose per ignoranza, per disattenzione, per fretta, perché oggi poi lo puoi immaginare con sto caldo, andiamo tutti quanti al pronto soccorso per qualunque motivazione, fa caldo, vado al pronto soccorso, e poi ci troviamo anche determinati personaggi. Quindi attenzione, cerchiamo la comunicazione utilizzando anche internet, ma con parsimonia, perché troppo spesso poi ci sono anche delle informazioni fuorvianti su internet. Anche lì, Benedetta, è potente, internet è importante, però bisogna saperlo usare, non bisogna farsi Assolutamente. trascinare, perché molte volte poi con l'intelligenza artificiale ti porta in altre situazioni. Dove sta la verità? Bella Beh, la domanda. verità sicuramente sta nel fatto che bisogna ascoltare vari pareri di medici ovviamente esperti, e la base di tutto sta in una cosa che può essere uno stereotipo grandissimo, che tu prima dicevi molto spesso, no, si va in pronto soccorso per questo caldo e non ti considerano nemmeno. Il resto dell'anno potremmo dire che non ti considerano perché sei donna, e non è una cosa, oddio, questa è un'altra femminista, no, nel senso che spesso ci dicono che soffrire è normale. Ah. Quindi se tu hai il ciclo, se tu hai delle mestruazioni, è giusto soffrire, è normale soffrire perché col ciclo si soffre. In realtà è assolutamente sbagliato, o perlomeno possono essere ovviamente dei dolori dovuti all'infiammazione, ma dei dolori che con una semplice pastiglia, con un semplice antidolorifico antinfiammatorio vanno via. Se i sintomi sono persistenti, soprattutto il dolore è molto lancinante già dalle prime forme di endometriosi, perché poi non bisogna pensare che bisogna arrivare a forme di endometriosi gravi per avere un dolore importante, già dalle prime forme, già quando è invisibile. Quindi a partire dai dolori appunto mestruali, alla nausea, al mal di testa, al mal di schiena, la sensazione di stanchezza forte, al dolore durante i rapporti, a tante piccole cose che bisogna stare molto attenti. Considera che io ho avuto la diagnosi di endometriosi a 22 anni, ma soffro di questi dolori da quando ne ho 10. E non lo Quindi sapevi, non lo quando sei una sapevi. bambina è molto difficile avere una diagnosi del genere, però comunque adesso l'importante, quello che dico sempre, è ascoltare il proprio corpo, e se si è troppo bambine, che le madri, che tua zia, perché adesso divento zia, allora dico, ecco, quando diventerò zia la cosa più importante sarà, se avrò una nipotina femmina, sarà ascoltarla, ascoltare la bambina che cosa ti dice, cosa non ti dice.
se ti manifesta una situazione in cui il dolore è troppo forte, non dire ah ma anche io sono stata così, ah ma anche magari la nonna stava così, perché è una malattia nuova di cui si sa ancora poco ed è importante però che le ragazze lo sappiano, perché la difesa principale di questa malattia, che ricordiamo non ha cura, ha solo dei trattamenti che la rallentano, ma infatti la cosa più importante è una diagnosi precoce. Prima viene diagnosticata, prima riusciamo a farle fare meno danni. Quindi è una cosa importantissima questa. Brava. Dialogo quindi, dialogo anche e soprattutto in famiglia, quel famoso mostro che è diventato il rapporto con i nostri figli, con i nostri nipoti. Cerchiamo di buttare giù questo muro troppo brutto che si sta formando, parliamo, ascoltiamoli anche per pochi minuti ragazzi, ma cerchiamo di intravedere, e so che ne siete capaci cari nonni, cari genitori, quello che funziona e quello che non funziona con i nostri figli, senza naturalmente dimenticare che la nostra è una radio anche molto collegata alla politica e ci sono in Parlamento degli intergruppi che stanno portando avanti malattie come l'endometriosi ed altre malattie difficili, rare, ancora non ufficialmente riconosciute, e anche qui un plauso lo facciamo ai parlamentari che al di là della destra, della sinistra, perché una malattia non è né di destra né di sinistra, è una malattia, riescono a fare squadra aiutando la ricerca e aiutando a ricercare questa malattia a chi vive quotidianamente la vita su questo pianeta e ha bisogno di informazione. Benedetta, non posso che certo ringraziarti per quello che stai facendo. Grazie a voi. Insieme al gruppo Donne per le Donne. Guardale qua, Francesco, facciamole vedere tutte queste donne in versione 2026 e che poi le ritrovate nelle varie piazze d'Italia. Io non so, Indira, se c'è già qualcosa che bolle in pentola, qualche nuovo appuntamento nelle prossime settimane. Guarda, sì, facciamo questo piccolo spoiler. Tra l'altro, Benedetta ovviamente sarà parte del gruppo del 2027 e non solo, perché anche volevo anche parlare un attimino di quello che fa lei. Lei praticamente sensibilizza, fa divulgazione di quello di cui si tratta la malattia, ok? Per informare a quelle ragazze che magari non sanno dove girarsi con questa sofferenza. E lo spoiler è che avremo un piccolo spin-off estivo di Donne per le Donne. E vai. E non è una roba da mangiare, lo spin-off, uno dice un piatto particolare, cioè che sai in cosa... seguite Indira Acosta sui social. Benedetta, cosa devono scrivere? Benedetta? Ovviamente mi chiamo endometriosica. Endometriosica, signori, difficile ma ce la potete fare, cercatela, bravissima, cercatela su Instagram e ragazzi, non posso che ringraziarvi perché questa informazione bella, sincera, importante, quotidiana, di cui abbiamo bisogno tutti quanti noi, con un abbraccio naturalmente alla popolazione del Venezuela. È un dispiacere che ogni giorno abbiamo e che speriamo naturalmente che possa passare anche questo dolore, ma ci vorrà tempo, tanto tempo. Grazie ragazzi. Grazie Sammy, grazie mille. A presto. Avete ascoltato